Allora, noi siamo dei contrattisti del Comune di Milo, che dopo 20 anni di lavoro, dal 2 gennaio di quest'anno, ci siamo ritrovati praticamente senza la proroga che ci consentisse di lavorare. Per l'esattezza, i primi mesi abbiamo proprio lavorato a pieno titolo, dopodiché in realtà è accaduto che ci è stato detto che non saremmo stati prorogati. In un primo momento è accaduto anche che siamo stati come dire, confortati, non vi preoccupate, sistemeremo tutto e quant'altro. Invece man mano che uscivano tutte le varie circolari da parte della Regione, le vari chiarimenti esplicativi, insomma tutto quello che avrebbe consentito di fare la proroga, è accaduto in realtà che non se ne è fatto nulla. Anzi, c'è stato poi a un certo punto detto che eravamo dei semplici cittadini, che eravamo lì, dei volontari che facevano un favore alla comunità, perché in realtà per mesi abbiamo veramente lavorato a pieno titolo. Da marzo-aprile, adesso non ricordo esattamente, in realtà poi ci hanno chiesto di sostare dentro al comune e dicendoci anche che avrebbero veduto cosa fare e cosa non fare. In realtà non è stato fatto mai nulla. La proroga che ci avrebbe consentito di poter poi accedere nel 2015 e nel 2016, come dice la legge, l'articolo 30 della legge del 5 gennaio 2014, in realtà non è stato fatto a tutt'oggi, perché il sindaco sostiene, come ha sostenuto in prefettura, di non avere i requisiti per poterlo fare. Questo in realtà non è vero, perché intanto il Comune di Milo nel proprio bilancio comunale, come invece è stato sostenuto a vario titolo, che dipendevamo dal bilancio, insomma, non è vero niente, perché siamo a totale carico del Comune, in quanto il Comune di Milo, essendo al di sotto dei 15.000 abitanti, ha la deroga non poter pagare. Non solo, noi nonostante tutto dai 10 mesi non percepiamo stipendi, ci hanno umiliato alla grande, anche perché dopo 20 anni pensavamo di essere un valore aggiunto per il Comune. Ne abbiamo garantito la presenza, in qualsiasi caso anche le timbrature. Le timbrature ci sono sempre state, anche se probabilmente non saranno come dire, oggetto di discussione e magari anche in una procedura giudiziale.